Io quotidianamente passo di qua perché non siamo indifferenti al problema, ripeto, siamo dispiaciuti anche per coloro, quelle 300 persone che oggi devono rimanere chiuse all'interno della stessa struttura. Il sindaco Mario Conte anche stamattina si è recato all'ex caserma Serena per vedere di persona la situazione. Si è soffermato qualche minuto a parlare con uno dei migranti presenti nella struttura, gli ha spiegato l'importanza della quarantena e poi ha raccolto le preoccupazioni per la situazione che gli ospiti stanno vivendo. Ovviamente anche loro sono preoccupati e capisco che sia difficile per loro rimanere all'interno di questa struttura e quindi ci sono anche tante brave persone e quindi dispiace francamente vederli così. Tra l'altro ci conferma che non c'è nemmeno la divisione tra positivi e negativi, che questo è qualcosa di davvero grave, preoccupante e che ci rattrista, ma mi rattrista veramente anche per loro, perché provate a immaginare avere la consapevolezza di poter entrare in contatto con dei positivi. Davanti alla caserma continua il presidio delle forze dell'ordine per assicurare che nessun ospite esca dalla struttura fino al termine della quarantena. Mercoledì prossimo, terzo giro di tamponi. Ora dobbiamo gestirla nel migliore dei modi e cercare di uscire da questa emergenza, che può essere un'emergenza sanitaria, nel minor tempo possibile. Lo dobbiamo per la comunità trevigiana e anche per questi ragazzi.